Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, poi da Giulio Cainarca, poi da Luca Dauria, Abracadauria. Abracadauria. E in collegamento telefonico con noi abbiamo l'autrice di questo bellissimo libro, Cyberuomo, dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina, la giornalista e scrittrice Enrica Perrucchietti. Buongiorno Enrica. Buongiorno, eccomi qua, buongiorno. Buongiorno anche da me. Parliamo di questo libro che abbiamo, di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo sentito parlare anche di recente in occasione del Salone del Libro di Torino, no? Si tratta di un tema del quale io mi confesso essere completamente ignorante. Come recita il risvolto di copertina, questa sembrerebbe fantascienza, ma stiamo parlando di innovazioni della scienza e della tecnologia che hanno un riflesso, e lo avranno sempre di più, anche sulla nostra vita quotidiana, sulla vita sociale e anche sulla vita economico-istituzionale, no? Vogliamo inquadrare per le generali l'oggetto fondamentale, Enrica, di questo libro, il punto di partenza, la premessa, le origini di questa tua riflessione? Sì, in qualche modo è il culmine di anni di ricerche nel campo del mondialismo e della manipolazione, perché nei vari saggi della fabbrica della manipolazione, governo globale, anche in Unisex, in qualche modo da appunto le teorie legate al mondialismo fino ai gender studies, si arrivava sempre al transumanesimo, che è quel movimento culturale che aspira a rivoluzionare, potenziare e far evolvere l'essere umano attraverso l'utilizzo della scienza e della tecnologia. Il transumanesimo è un po' come se fosse la dottrina di fondo, il punto di approdo del mondialismo, ed è diventato anche un po' il punto focale, la visione cardine di alcune elite e quindi anche di un certo tipo di tecnocrazia. E quindi il libro si pone innanzitutto di analizzare queste ricerche che, come già anticipavi, sembrano fantascienza, ma semplicemente perché non siamo informati su queste ricerche, che tra l'altro hanno dei fondi milionari, ci sono veramente milioni e milioni di dollari e di euro che vengono stanziati anche a fondo perduto per nel campo di queste ricerche. Ecco, Enrica, ti fermo un attimo perché vorrei capire meglio il nesso che tu hai peraltro, diciamo così, stabilito tra mondialismo, che è un'opzione politica, tra virgolette, in senso lato, no? È politica, economica, è un processo, è un lemma, una voce sotto la quale ci stanno tante sfumature, no? Però implica sostanzialmente una progettualità, chiamiamola politica in senso lato, e questa questione appunto della tecnologia, della scienza e del potenziamento, dell'ibridazione della natura dell'uomo con le macchine. Cioè qual è la connessione tra il progetto politico in senso lato e questa, diciamo, ipertecnologizzazione anche della vita dell'uomo? Beh, noi soprattutto negli ultimi anni... A cosa mira, diciamo, questa specie di individuo? Perché bisogna creare un individuo geneticamente modificato, totalmente artificiale, privo di legami col mondo naturale, come tu sostieni? E che relazione c'è fra questo e l'assetto cosiddetto mondialistico, la mondializzazione? Certo, il mondialismo che cosa vuole fare? Vuole creare un nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine dopo aver abbattuto quello vecchio e dopo aver abbattuto tutte le identità che siano nazioni, religioni, culture, addirittura l'identità sessuale, e in qualche modo, oltre a creare quello che sarà appunto un nuovo governo, un governo che sia appunto globale, si deve anche in qualche modo creare il cittadino perfetto e futuro che lo abiterà. E in questo tentativo di creare un nuovo cittadino si inseriscono i due mantra, punti di riferimento di questo processo, che sono il progresso e appunto la tecnologia, perché dietro il mantra del progresso vengono spinte e sponsorizzate tutta una serie di norme, di provvedimenti che vengono calate appunto sulla popolazione
manipolazione come necessario, un po' come quando ci viene anche detto è l'Europa che ce lo chiede, oppure il progresso, bisogna rincorrere il progresso, stare dietro al progresso. Dall'altro la tecnologia diventa fondamentale per quella che noi ormai negli ultimi anni abbiamo conosciuto e iniziato a chiamare come tecnocrazia, che e poi alla fine sono l'elite, sono l'oligarchia che è alla guida del mondialismo, il tentativo di creare questo governo globale che però sta assumendo sempre di più i connotati di una tecnoutopia, cioè di un governo globale sì, che però sia ipercontrollato e in cui appunto i cittadini siano controllati e manipolati il più possibile. E per controllare i cittadini si passa anche attraverso un uso e un abuso della tecnologia, così anche come tra virgolette della scienza, attraverso un tipo di diverse imposizioni. Pensiamo anche al decreto Lorenzin, quando un certo tipo di scienza, in questo caso la medicina, viene utilizzata anche in modo diciamo violento o comunque senza passare attraverso un consenso democratico delle masse. Quindi quello che quello su cui mi interrogo in questo libro è quali possono essere effettivamente i traguardi e gli obiettivi del mondialismo, e secondo me si rischia di andare verso la creazione di una appunto tecnoutopia, cioè di un mondo globale, globalizzato, in cui siano state distrutte tutte le identità, in cui i futuri uomini, i futuri cittadini siano il più spersonalizzati possibili, perché saranno state distrutte tutte le culture e identità forti, saranno state distrutte le radici dell'essere umano, e addirittura attraverso la tecnologia, la sorveglianza tecnologica, si rischia di andare verso la creazione di nuove generazioni che saranno addirittura ibridate con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, con le macchine. E ribadisco, sembra che io stia parlando di fantascienza, ma basta andare ad analizzare questo tipo di ricerche per rendersi conto che sono straordinariamente realtà. Ecco, non ti pare che questa però sia anche l'epoca nella quale si riscopre proprio il contrario, cioè in qualche modo le radici, l'appartenenza, la tradizione? È sufficiente secondo te l'argine che sembra sorgere in questa fase storica, o invece il processo che tu descrivi è inevitabile? Allora, non è assolutamente inevitabile, e il fatto che si stiano riscoprendo le radici, anche ci sia più un contatto verso la natura, secondo me è la giusta e legittima, diciamo, reazione. Si crea una resistenza, anche il fenomeno del sovranismo, tra virgolette, e l'abbiamo visto benissimo anche con i risultati delle elezioni europee. Cosa sono? È una forma di resistenza che la popolazione pone, perché secondo me c'è stata una tale sofisticazione, una tale accelerazione nei meccanismi di manipolazione globale, di propaganda, che sempre più persone hanno iniziato a rendersene conto e quindi a volersi scollare, e soprattutto sempre più persone hanno iniziato a rendersi conto di questo divario tra l'elite, i sempre più super ricchi e i sempre più poveri, che poi diciamo che una volta cercavano anche, una certa elite cercava anche di camuffarlo meglio. Adesso che abbiamo i tweet alla Gad Lerner, in cui si parla di masse subalterne, in cui comunque i radical chic manifestano in modo sfacciato il loro disprezzo per il popolo, comunque coloro che hanno un'idea diversa da quella appunto dell'elite, è ovvio che si crei una resistenza. Però questa resistenza, secondo me, per quanto assolutamente positiva, che bilancia quindi questo tipo di ricerche che vanno appunto verso il progresso illimitato. E per progresso una domanda che facevo nel libro è proprio: siamo sicuri che tutto ciò che ci viene venduto come progresso sia positivo per la collettività, e che tutto quello che effettivamente oggi o in futuro sarà possibile effettuare
debba essere per forza di cose effettuato, realizzato, perché non è detto che tutto ciò che è tecnologicamente possibile debba essere per forza realizzato. Il problema secondo me di questa reazione, di questa resistenza, è che non è matura, nel senso che essendo noi come opinione pubblica mediamente all'oscuro dell'agenda dell'elite, pensiamo che proprio questo weekend inizia domani, ci sarà la riunione Club Bilderberg a Montreux in Svizzera. Il fatto che ci siano ancora questi cenacoli legati all'elite che si riuniscono a porte chiuse e in qualche modo la cartina di tornasole del fatto che ci sia questo scollamento, questo divario tra appunto l'oligarchia e le masse. E la massa, quindi anche l'opinione pubblica, è in qualche modo all'oscuro di quelli che sono i punti sull'agenda, perché viene anche tenuta, oltre che all'oscuro, costantemente distratta. E secondo me invece bisognerebbe, per creare una resistenza e quindi anche un ritorno alle radici più consapevole, oltre che spontaneo, va bene la spontaneità, ma dovremmo essere anche un pochino più consapevoli, bisogna cercare di approfondire appunto anche questo tipo di ricerche per sapere contro qual è in qualche modo il tuo nemico e come lo puoi fronteggiare, quali sono i rischi. Ecco, come si incrocia questa tua riflessione con quella di Luca Dauria, che è qui in studio con noi? Luca, spiegacelo tu. Qual è il punto di contatto tra il tuo campo di interessi, che dal diritto si è allargato ad altre questioni, e tra l'altro hai scritto anche un articolo recentemente per il tuo blog sul Fatto Quotidiano, proprio dopo la presentazione del libro di Enrica al Salone del Libro di Torino, alla quale abbiamo partecipato. Il mondo virtuale esiste da sempre, non ce ne eravamo mai accorti, è il titolo del tuo pezzo. Però voglio capire quali sono le interrelazioni fra il ragionamento che fa Enrica e la riflessione che fai tu, partendo appunto dal tuo lavoro, ma allargando lo sguardo più in generale alle questioni delle quali sei andato riflettendo nel tempo. Sì, ciao Enrica intanto. Ciao. Ma allora, ci sono più aspetti che rendono, secondo me, il discorso che io chiamo genericamente intelligenza artificiale, ma poi semmai diciamo l'ultra uomo e cyber uomo e la giustizia e il diritto nei suoi vari aspetti. Il primo, quello tradizionale, cioè una difesa strenua e totale, una difesa senza confini dell'essere umano, diciamo come lo intendiamo in modo classico, da parte del mondo della giustizia. Cioè il mondo della giustizia è uno dei mondi oggi che è un baluardo dell'essere umano tradizionale, no? Perché la giustizia, formata da giudici, avvocati e tutto l'apparato, ritiene che l'uomo debba essere il centro, diciamo, della struttura attraverso la quale l'uomo giudica se stesso, no? Ritenendo oltretutto, in questo che io penso sia un delirio autoreferenziale, ma perché ce lo provano, diciamo, almeno 2500 anni di storia, che l'evoluzione, questo ritiene il mondo della giustizia, che l'evoluzione che il diritto ha saputo avere come prodotto sacro dell'umano, appunto, abbia raggiunto livelli tali per cui comunque la struttura giudiziaria sia e debba restare solo ed esclusivamente nella gestione degli esseri umani, no? E la regola stessa, perché poi il punto finale è quello, la regola che è la norma, cioè che è ciò a cui il mondo della giustizia si deve riferire
per dichiarare un soggetto colpevole o innocente, bene, quella regola non può essere supportata da null'altro se non il ragionamento umano, no? Questo, diciamo, è la tesi classica, e oserei dire, come ho già accennato, che il mondo della giustizia è, secondo me, l'ultimo dei mondi a difesa della forma essere umano più tradizionale. Questo è l'uomo vitruviano. L'uomo vitruviano. Questo è lo schema, che però è uno schema, perché quello che io dico in questo articolo, che poi è venuto dopo aver assistito alla presentazione del libro di Enrica al Salone del Libro di Torino, è: ma siamo sicuri che è veramente così? Da un lato, prima domanda. Seconda domanda: siamo sicuri che una certa modalità verso la quale il mondo sta andando, quella diciamo più estrema è quella che Enrica ci ha descritto, non potrebbe essere in qualche modo d'aiuto al mondo della giustizia? Secondo me queste due riflessioni portano a svilire totalmente il ragionamento che ho fatto fino adesso, che è il ragionamento del giurista classico, cioè azzerandolo. Primo, perché la giustizia è un mondo virtuale da sempre, e quindi, ed è un mondo virtuale da sempre per sua stessa costruzione umana, cioè l'essere umano costruisce delle regole che vanno ad accertare i fatti solo e solamente in base al rispetto di quelle regole, quindi è virtuale, tant'è che si parla di verità processuale e non di verità vera, no? Per cui il mondo della giustizia, che oggi è il baluardo e bardo numero uno di che cosa? Dell'uomo vero, dell'homo sapiens sapiens, in realtà è riuscito ad essere così sapiens da costruire per l'attività più sacra che mette in pratica, cioè quella di giudicare gli altri esseri umani, una struttura che è totalmente virtuale, totalmente. Perché? Perché qualsiasi sentenza, a prescindere dal sistema processuale, quindi qualsiasi sentenza da più di 2000 anni, dice: questa è la verità in base a ciò che siamo riusciti a ricostruire e in base alle norme di diritto che ci impongono un certo percorso, no? Questo, quindi, già il fatto che il giurista debba essere il difensore di un mondo reale rispetto a un mondo virtuale è una contraddizione. L'altra cosa è che, e qui certo non mi attardo, ma diciamola semplicemente, non possiamo illuderci che l'essere umano, se indossa la toga, è perfettamente logico, come vuole la regola su tutte, l'articolo 111 della Costituzione, il giudice terzo imparziale, o l'articolo 606 del Codice di procedura penale, la sentenza deve essere logica. Bene, se indossa la toga tutte queste caratteristiche, se fa il medico, se fa il giornalista, se fa lo scrittore, se fa il poeta o se fa l'artista o il critico d'arte, invece vive di errori cognitivi, anche estranei alla sua consapevolezza. E quello stesso essere umano che è reso angelico dalla toga, quando dismette la toga e va al bar, torna a essere fallace. Quindi quel virtuale che la giustizia vuole è un virtuale ante litteram, e quel virtuale che la giustizia vuole secondo dei principi di logicità viene assunto dogmaticamente e in modo totalmente fideistico come logico. Io dico che oggi, parlo di intelligenza artificiale per semplificare, dico che la salvezza del sacro, più sacro che ci sia tra le attività umane, cioè quello di giudicare altri esseri umani, passa almeno un po' da un aiuto di tipo
tecnico, di tipo scientifico, e quindi dà proposte di intelligenza artificiale ad uso della giustizia. Allora, abbiamo una piccola pausa adesso. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci in studio con Antonio Verna, che poi ci dirà qual è il suo punto di vista sul cyberuomo. Cosa ti evoca questa parola strana? E poi Luca Dauria, e in collegamento con noi abbiamo Enrica Perucchietti, autrice del libro Cyberuomo, appunto dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina, l'alba del transumanesimo, il tramonto dell'umanità, edito da Arianna Editrice. Allora, un po' semplificando, Enrica, il discorso che faceva Luca applicato all'ambito della giustizia, credo possa voler dire, ma questa applicazione, diciamo così, della tecnica, della tecnologia, del progresso, dell'intelligenza artificiale, per semplificare il discorso, addirittura potrebbe essere di aiuto alla giustizia, al mondo della giustizia, nel senso di aiutare ad applicare più correttamente quelle norme che la distorsione umana impedisce di applicare fino in fondo in maniera corretta. La traduco un po' banalmente. Allora, giro a te la questione, Enrica, su un piano più generale. Intanto, se sei d'accordo su questo, e poi secondo te esistono altri ambiti dove, oltre al mondo della giustizia, questo progresso in realtà possa avere anche un lato positivo, no? Perché tu metti in guardia da determinati pericoli nel tuo libro, Sì, esatto. E sono, diciamo, pericoli, non credo appunto futuristici come dici tu, sembrerebbe fantascienza, ma sono innovazioni già, per così dire, che possiamo già iniziare a sperimentare, no? Il connubio tra Silicon Valley e Cina mi sembra abbastanza, insomma, illuminante su questo. Ci sono già alcuni esperimenti socio-didattico-pedagogici, politici in Cina piuttosto interessanti, e non solo in Cina. Ecco, al di là degli aspetti, diciamo, deteriori, patologici, preoccupanti, esiste un impulso positivo da tutta questa evoluzione, secondo te, anche in altri settori, oltre alla giustizia? Guarda, ne parlavo proprio nel libro a partire dall'introduzione, per spiegare che la tecnologia ha avuto in passato, lo ha nel presente, lo avrà anche in futuro, dei risvolti positivi per la collettività. Pensiamo nel campo medico, così come ci possono essere dei risvolti legati all'automazione per quei lavori che oggi vengono ancora effettuati da
dagli umani, dalle persone, e che sono pericolosi o che sono ripetitivi e quindi alienanti. Quindi se la tecnologia è utilizzata come un mero mezzo per il benessere collettivo della società, ben venga. E quindi anche la proposta che faceva Luca è molto interessante. Francamente io non ci avevo mai pensato finché appunto non l'ho conosciuto, me ne ha parlato, e mi ha parlato anche della sperimentazione che ad esempio è partita negli Stati Uniti, perché in qualche modo se questo tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale può bypassare anche un certo tipo di pregiudizi che anche in campo legale ci si ritrova, e che possono portare a delle forme di caccia alle streghe e poi a dei risvolti negativi da parte degli imputati, ben venga. Quello che appunto io sottolineo, come già dicevi tu, e secondo me, di separare, di cercare di tornare a un giusto mezzo, separare tra ciò che è utile per la collettività e ciò che invece viene sponsorizzato come utile e comodo, ma che in realtà può essere deleterio per noi popolo. Faccio un esempio: la moda che è venuta ad esempio in Europa c'è un paese leader che sta portando avanti questa sperimentazione che è la Svezia, dell'impianto dei microchip sottocutanei. Ci sono sempre più aziende, il caso leader della Epicenter svedese, di aziende che incentivano i propri dipendenti a farsi impiantare un microchip. Perché all'interno di questo microchip si hanno PIN, password, codici di accesso in sede, ma anche i biglietti ad esempio dei treni e dei mezzi pubblici, il contante, la moneta che diventa virtuale, quindi non c'è più bisogno di portarsi dietro monetine per fare il caffè e via discorrendo. È ovvio che questo tipo di provvedimenti, che poi diventano alla moda, come farsi impiantare un microchip sottocutaneo in una mano, vengono offerti dall'alto come diventa cosa, trendy. Diventa trendy, e soprattutto dicono è comodo, non devi più ricordarti tutti questi codici. Invece del tatuaggio mi faccio il microchip. Esatto, il problema è che, ed è qua che ritorniamo al discorso che facevo inizialmente, che poteva sembrare un po' astratto, quello del mondialismo. È ovvio che se noi ci fermiamo però un attimo a riflettere, al di là della comodità del momento, cioè il microchip, nel momento in cui io mi impianto un microchip sottocutaneo, sempre più persone se le impiantano, e in futuro sarà come i cellulari a cui non puoi più togliere la batteria, tracciabile, perché poi saranno dotati di GPS e via discorrendo. Tutti noi saremo sempre più schedati. Ecco, ai cavernicoli come me viene in mente che il microchip lo si metteva al cane. Esatto, ma infatti è proprio così, cioè c'è una forma di gradualità. Una delle tecniche auree del controllo sociale, dell'ingegneria sociale, è la teoria della gradualità, per cui si somministra per gradi all'interno dell'opinione pubblica quel qualcosa, quell'idea che si vuol far passare, perché se la si catapultasse, calasse dall'alto in modo troppo veloce, ovviamente ci sarebbe una reazione, una resistenza, mentre invece se io abituo l'opinione pubblica, le masse a un qualcosa, e quel qualcosa ti viene offerto come comodo, come appunto progresso, come tecnologia, e la tecnologia ormai viene vista in modo acritico, come una cosa bellissima in tutti i suoi risvolti, come se non ci fosse più un limite. Allora la conseguenza è che stiamo andando verso la creazione di una società trasparente, quindi ipercontrollata, ipersorvegliata, in cui tutto quello che faremo avrà, e già tutto quello che facciamo ad esempio sul web lascia una traccia. Anche se noi andiamo a fare la spesa al supermercato con la tessera cliente, lascia una tracce che poi sono i famosi big data, vengono poi rivendute ad altre società, tutto ciò a nostra insaputa, perché in qualche modo anche noi siamo una merce, merce i nostri dati, appunto, le nostre inclinazioni,
In questo caso si andrebbe verso la creazione di una società trasparente in cui tutto quello che faremmo sarebbe appunto controllato, mappato e schedato. Quindi quello che io cerco anche di chiedere al lettore con il mio libro, in realtà da anni con le mie ricerche, siamo sicuri che al di là dell'esaltazione acritica dei mondialisti quando ti parlano dei benefici della globalizzazione, ad esempio dell'Europa, della cessione di sovranità e via discorrendo, sia così positiva come loro ti dicono, o forse non siamo immersi a tal punto nella propaganda, in una forma di manipolazione collettiva, da non riuscire a vedere le possibili conseguenze di alcune azioni, come appunto l'eccesso di tecnologia usato in questo campo. Quindi tecnologia e automazione possono andare bene in alcuni campi, ma facciamo attenzione perché ci sono le stime degli economisti, stime già di diversi anni fa, che ci parlano che nei prossimi anni, ma addirittura a partire dal 2020, si rischia un vero e proprio disboscamento degli umani, cioè si rischia di andare verso la cosiddetta disoccupazione tecnologica, in cui addirittura il 47% dei posti di lavoro verrà automatizzato e quindi soppiantato. E no, il 47% dei lavoratori che verranno appunto finiranno disoccupati perché i loro posti verranno automatizzati. E cosa ne facciamo? Abbiamo pronto a livello di istituzioni un piano B e appunto dei piani per per far sì che possano non sopravvivere, ma vivere bene, come dove finiranno? Bisognerà in qualche modo che seguano poi dei corsi per studiare altri possibili lavori e via discorrendo. Non c'è un piano di tutela. E anche in questo caso bisogna iniziare a pensare al di là del proprio dito e al di là del presente attuale. Enrica, senti, sono Luca. Per venire incontro al tuo discorso, perché io non voglio fare l'apologia del cyberuomo all'interno della giustizia, ma vorrei che questo potesse apportare qualcosa di positivo appunto alla giustizia, nel rinnovare a te e a Giulio ovviamente l'invito e confermarvi che c'è l'ok da parte della scuola di master del Sole 24 Ore. Vi desidererò e vi imporrò ad essere partecipi e docenti al master di criminologia per parlare di queste cose. Ma qual è l'altro aspetto? Perché tu hai ragionissime, adesso ti darò uno spunto in più che magari potremo approfondire insieme sul rapporto giustizia e intelligenza artificiale, algoritmo e transumanesimo, che la guarda, diciamo, esattamente dal tuo punto di vista. Quindi prima ho fatto, diciamo, il discorso favorevole e adesso ti rappresento un aspetto legato a quello che dicevi tu, che invece è assai preoccupante, ed è questo: lo stesso algoritmo che può essere un supporto per il ragionamento giudiziario di aula, di valutazione della prova, di rispetto delle regole, può diventare un'incredibile discriminazione razziale giudiziaria nel momento in cui un algoritmo dovesse stabilire delle regole del tutto contrarie, tanto per incominciare a regole di umanità. Per esempio, tutti coloro che o meglio, all'interno del microchip che uno deve mettersi nel polso ci deve essere la sua fedina penale, ci deve essere l'indicazione se ha delle indagini in corso e magari ha accesso oppure non ha accesso all'interno di funzioni pubbliche o private o teatri o cinema, a seconda di quella che è la sua fedina penale.
E questo già è un aspetto da trattare e oserei dire è una modalità pre-algoritmica di alcune forze politiche che ritengono di stabilire quale momento e quale incensuratezza debba avere un soggetto per poter partecipare al dibattito pubblico, per esempio, no? Questo è già un aspetto. Ma un altro, che è ancora, diciamo, meno politico e più giuridico, assai interessante, è quello che tutto uno spazio del diritto penale, che è poi quello più trendy, diciamo così, oggi, che è il diritto penale dei colletti bianchi, la corruzione, la responsabilità penale delle imprese, il riciclaggio, sta tutto trasformandosi in anticorruzione, antiriciclaggio. Che cosa cambia dal punto di vista non letterale ma giuridico? Cambia radicalmente, perché sta a significare che delle regole che sono amministrative, la faccio brevemente, che sono amministrative, diventano in realtà il ponte per provare la responsabilità penale, che è tutta un'altra cosa all'interno di quello specifico campo, no? L'anticorruzione è un modo terrificante di parlare di corruzione, perché la corruzione è un fatto che consiste in una specifica condotta, cioè dare o promettere a un pubblico ufficiale del denaro in cambio di favori. L'anticorruzione è andare a vedere se ci sono dei segnali, e quindi che prescindono dall'avvenuto fatto, ci sono dei segnali che fanno pensare che un determinato soggetto possa essere Matrix, corrotto o corruttibile. E questo è esattamente ciò in cui sta andando la legislazione, tra l'altro di quella stessa forza politica che oggi dice che sostanzialmente andrebbe creato un algoritmo, perché di algoritmo si tratta, perché non è solo scritto in numeri l'algoritmo, ma anche può essere scritto in ragionamenti, purché abbiano risposta sì o no, sostanzialmente, possa partecipare al dibattito pubblico chi non è attinto da determinati provvedimenti. È sempre un non essere, cioè l'antiriciclaggio, l'anticorruzione, non avere indagini, cioè non è mai un sistema che punisce correttamente chi ha compiuto qualcosa, ma chi si teme che possa compiere. E a questo fine debbo dire che il ragionamento e il sistema dell'algoritmo è un sistema perfetto per andare a creare quella sorta di mondialismo giudiziario di cui parlavi tu. Per cui entrambi gli aspetti credo che siano estremamente interessanti, e portando il misero, perché io lo ritengo misero, mondo della giustizia come cartina di tornasole, troviamo il positivo, il negativo e il terrificante, no? Cosa dici? Assolutamente, ma infatti quello che stai dicendo tu è quasi la costituzione di una piattaforma, la Minority Report, infatti il discorso dell'intelligenza artificiale è da tenere, può diventare una minaccia proprio per questo, soprattutto se si vuole svilupparla in modo che possa servire per controllare sempre di più e sorvegliare sempre di più la popolazione, oppure c'è anche il rischio che l'intelligenza artificiale diventi una super intelligenza artificiale, finisca per superare in intelligenza noi e continui quindi a computare i propri algoritmi da sé. Il discorso che facevi, tra l'altro, per mostrare che non è fantascienza, sta già avvenendo, perché in Cina c'è già una sperimentazione, la Minority Report, in cui possiamo vedere una forma di precrimine, perché alcuni grandi aziende stanno diffondendo un sistema, per adesso su base volontaria, che è basato sui crediti sociali, cioè grazie proprio ai big data di cui parlavamo prima, qualsiasi
attività che venga effettuata su internet può essere monitorata e contribuisce a comporre un punteggio sulla base poi del quale si possono avere facilitazioni per ricevere ad esempio un prestito bancario, ma dall'altro anche delle limitazioni. Ci sono stati dei casi appunto davvero inquietanti. La valutazione viene fatta anche in base a diversi parametri, la cronologia di navigazione, le visite a diversi siti considerati poco affidabili, e io chiedo, ma chi è che considera poco affidabile un sito? Un po' come adesso un certo tipo di potere mainstream giudica fake news o non affidabili tutti quei siti di informazione alternativa, no? Ma anche qua c'è un punto di vista pregiudiziale. Viene tenuto conto l'eccesso di acquisti online e via discorrendo, e la partecipazione a questi progetti di crediti sociali in Cina viene comunque promossa e sponsorizzata dalle grandi multinazionali tecnologiche, e già dal prossimo anno, quindi già dal 2020, il governo cinese avrebbe intenzione di varare un proprio sistema di valutazione sociale dei cittadini che potrebbe diventare un vero e proprio sistema alla Minority Report che in qualche modo tu stavi immaginando. Quindi il fatto che ci siano anche dei movimenti politici da noi in Italia che un po' saccheggiando dalla Silicon Valley e un po' in realtà anche da quello che sta avvenendo in Cina, io lo trovo davvero inquietante, dato che comunque ci sono, come la tecnologia, la tecnica in generale è un mezzo, può essere utilizzato in un modo o nell'altro. Il problema è che l'uomo non deve finire come merce, non deve diventare mercificato e soprattutto non deve finire per essere uno schiavo della stessa tecnica, ma esattamente il contrario. Ci sono dei risvolti che possono essere anche positivi per la collettività, ma devono essere dibattuti. Quello che mi sembra che manchi assolutamente sul nostro scenario è appunto un dibattito che sia però un dibattito come si dice obiettivo, perché i pochi, anche le conferenze a cui sono stati, i dibattiti a cui ho partecipato, mi sembrava che ci fossero o la solita divisione in fazioni pro e contro, oppure semplicemente si riunivano coloro che esaltavano in modo acritico qualunque tipo di applicazione tecnologica, vista appunto come la bandiera dell'incarnazione del progresso, e non si volesse vedere, non si potessero vedere invece i possibili risvolti opachi o comunque anche negativi del tutto. Quindi secondo me è assolutamente urgente, proprio perché ci siamo già dentro, non è fantascienza relegata a qualche centinaio di anni avanti nel futuro, che si parli di queste tematiche, se lo si faccia in modo appunto sereno. E la mia preoccupazione è che invece questo non avvenga, perché ormai ci siamo abituati che la narrativa mainstream tende a trattare soltanto le tematiche che fanno comodo, a censurare le altre oppure a denigrarle e a liquidarle, esattamente come è venuto con il gender. E il mio riferimento, l'ho già fatto all'inizio, al gender rientra in questo discorso, perché le ricerche nel campo del postumano e della tecnologia mirano proprio ad abbattere ogni tipo di limite, ogni tipo di identità. Ma la nostra identità come uomini, come persone, è data proprio dal limite. Nel momento in cui noi dovessimo creare una società senza limiti, si creerebbe un qualcosa di caotico, di anarchico, che potrebbe poi essere governato soltanto poi da un potere totalitario, perché se tu crei l'anarchia, crei il caos, poi ci vuole soltanto un qualcosa di forte, allora, centralizzato per poterlo governare. Enrica, ti chiedo intanto se hai ancora un po' di tempo oltre a quello che avevamo convenuto. Sì, certo. Anche perché adesso vorrei anche sentire magari qualche telefonata, se c'è qualcuno che vuole intervenire, qualche cyberuomo, fare qualche cyber domanda, può farlo allo 02 66 20 35 29 in diretta, oppure potete mandare anche messaggi, SMS, WhatsApp, anche audio
al numero 346 6427 756. Però io, che il libro, confesso, non l'ho ancora letto e lo leggerò naturalmente, leggo però che tra i vari capitoli e gli argomenti che tu tocchi ce ne sono alcuni che suonano particolarmente evocativi anche a uno digiuno in larga parte di queste questioni, come sono io. Digiuno per quello che, in maniera, o meglio, che ne sa quanto ne può sapere una persona che mediamente legge e si documenta. Ci sono però 2 telefonate in attesa, quindi privilegiamo senz'altro chi sta chiamando allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ringrazio per questa trasmissione che ha fatto. Io seguo la dottoressa da molti anni e trovo che abbia la combinazione di 2 cose, sia l'istruzione e sia anche la semplicità nell'esposizione, che con l'altro, col dottore, non si capisco benissimo quello che voleva dire, però non arriva alla gran massa. Io sono laureata e ho una certa età, ho insegnato per tanti anni. Quello che volevo dire è questo, che sposo in pieno ovviamente quello che dice la dottoressa, quello che dice per quanto riguarda la giustizia. Non posso essere d'accordo che la tecnica di avere tutta questa grande come si dice, fiducia nell'apparato o dei dispositivi tecnologici. Io vedo, e parlo di mia esperienza personale, che ho un figlio che vive a Londra da 20 anni e lavora nel City. Io trovo che i professionisti, e dico malgrado, sono coloro che sono molto più influenzabili da queste tecnologie che non le persone più semplici, più umili, che rimangono ancora sia la fede, che non è da sottovalutare, non è proprio per nulla da sottovalutare, e sia il buon senso, perché non sono frastornate, non si lasciano così frastornare. Qui stiamo parlando di 2 cose diverse, una che è l'istruzione di una persona formale e la intelligenza di base. Purtroppo le università di adesso non stanno educando o istruendo le persone per bene, e io mi ricollego a un libro che è Marcel Lacorte, un filosofo, che ha scritto, mi pare fosse negli anni 60, L'intelligenza in pericolo di vita. Signora, quindi, devo invitarla a concludere. Volevo concludere questo, che l'uomo purtroppo sta arrivando al baratro e ci saranno 2 persone, l'elite, come dice lei, tecnologica, così, però loro rimangono, non diventeranno mezzi robot, vogliono signora, devo ribadire che deve concludere, perché altrimenti diventa troppo lungo. Siate sintetici per favore nelle telefonate, perché sennò non ce la caviamo più. 02 66 20 35 29. Pronto? Ciao Giulio. Buongiorno, ciao. Ciao Giulio, sono Emanuele. Stiamo parlando di 2 o uno solo? No, solo tu stai parlando, Emanuele. Sono Emanuele dei ravioli. Dei ravioli? Di zucca. Ah sì, ciao, adesso mi ricordo, scusami un attimo, ero in un cyberspazio e sono dovuto per fortuna rientrare su. Allora, ci sono 2 cose solo che io voglio dire. Allora, per quanto riguarda la tecnologia, il potere della tecnologia, io mi confido molto sull'entropia. L'entropia è praticamente qualcosa che risponde a questa legge, che nulla si crea e nulla si distrugge, tutto cambia, cioè tutto muta nel tempo, quindi possiamo arrivare al massimo livello della tecnologia, ma il deperimento della materia è diciamo impossibile fermarlo, quindi da quel lato lì non mi preoccupo. In secondo luogo do ragione al tuo ospite quando dice che il concetto di giustizia è virtuale, ed è vero, perché infatti negli animali il concetto di giustizia proprio non esiste, nel senso è tutta una cosa umana, quindi è una visione antropologica del vivere. Questo è il mio commento. Homini lupus. No, ascolta, ti ringrazio Emanuele. Adesso dobbiamo fermarci un attimo, però mi viene da dire, perdonerai la battuta Enrica, che uno degli antidoti ai rischi del cyberuomo è uno che ragiona dicendo Emanuele dei ravioli di zucca.
A me sembra un riportare tutto a terra che mi piace molto, no? Perché... Sì, ma è anche un po' quello che ti stava dicendo l'altra la signora che ha chiamato prima. Ti devo chiedere una cortesia, Enrica, abbiamo un piccolo stacco e poi puoi rispondere agli ascoltatori. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Ebbene, stiamo parlando con Enrica Perucchetti del suo libro Cyberuomo, dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina, Arianna Editrice, l'alba del trasumanesimo e il tramonto dell'umanità. Enrica, volevo lasciarti la parola dopo le telefonate degli ascoltatori. Riapriamo le linee tra qualche minuto, ci sono altre telefonate, mi dicono in arrivo, dalla regia allo 02 66 20 35 29. Poi controlliamo eventualmente anche gli SMS e i WhatsApp al 346 6427 756. Tanto ti lascio subito la parola, Enrica, sugli spunti che ci hanno dato gli ascoltatori prima. Guarda, mi è piaciuta molto la telefonata della signora perché secondo me ha centrato il voglio punto dire, chiedo che... scusa, signora che ho limitato nel parlare solo per ragioni di tempo e non per scortesia operato, perché comunque credo che il concetto l'abbia espresso chiaramente. Molto chiaro e secondo me ha centrato il punto perché le persone che poi subiscono di più il fascino, la fascinazione per la tecnologia diventando comunque acritici e quindi esaltandola poi in modo acritico senza pensare alle possibili conseguenze e derive sono proprio un certo tipo di professionisti, oltre che ovviamente le nuove generazioni che crescono letteralmente le nuove generazioni sui supporti tecnologici, anche perché ormai vediamo che magari i genitori per far stare tranquilli i bambini, i propri figli, danno loro sempre più piccoli tablet o cellulari con cui giocare, quindi in qualche modo sviluppano anche un rapporto con la tecnologia che noi, che le generazioni precedenti invece hanno diciamo sviluppato molto più lentamente, e che paradossalmente quindi il buon senso è una forma di precauzione rispetto all'abuso della tecnologia viene proprio dalle persone che magari vengono giudicate poi dalle stesse elite come tra virgolette le classi subalterne, e c'è effettivamente questo scollamento. E il problema, secondo me, uno dei problemi è proprio questo, che le elite, le cosiddette tecnocrazie e quindi anche i guru della Silicon Valley sono letteralmente fissati con
le ricerche ultratecnologiche, quindi le ricerche nel campo del postumano, microchip, poter ibridare il cervello umano con l'intelligenza artificiale, protesi cibernetiche per potenziare il fisico umano, scaricare i pensieri, la memoria delle persone per potersi garantire una specie di immortalità cibernetica, congelare i corpi dopo la morte per poterli in futuro poi risvegliare via discorrendo. Sono apparentemente, appunto, di nuovo sembrano non so, delle storie degli impulsi nati, sgusciati da qualche romanzo, da film di fantascienza. Invece sono proprio questi personaggi, l'elite della Silicon Valley al Giappone, che portano avanti questo tipo di Allora, Enrica, ricerche. abbiamo 2 telefonate mentre il nostro Antonio si sta fiondando sul capitolo 8, quello dedicato al tecnosesso. Al tecnosesso, immaginavo, che fosse molto. No, perché sai, è un titolo curioso, no? Un tema curioso, parli anche di mogli cibernetiche, poi fai riferimento al Giappone, no? Parli del Giappone, dici che c'è una star televisiva che è una bambola, no? Sì, addirittura in Giappone vanno molto le star ologramma, cioè ci sono diverse star, pop star, che in realtà sono degli ologrammi e che hanno, così come ci sono tantissimi influencer che in realtà sono degli ologrammi e che però hanno un numero impressionante di follower. C'è Calvin Klein, ad esempio, che ha fatto una campagna pubblicitaria, cos'era, la scorsa settimana, dove c'era la modella, mi sembra Bella Hadid, che baciava un ologramma che in realtà è una mega influencer su Instagram, non so. Sì. Proprio per far capire come ormai la virtualità ha preso sempre più piede nella nostra realtà e magari non ne siamo a conoscenza perché riguarda più le nuove generazioni. Allora, abbiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Alessandro da Brescia. Prego. Volevo riallacciare tanto il discorso. Sono totalmente d'accordo sul discorso che state avendo voi sulla tecnologia, tutte queste cose. Secondo me però è da valorizzare anche quando noi parliamo di elite tecnocratiche, elite l'Europa. Ecco, secondo me bisognerebbe mettere in risalto, adesso io il libro ovviamente non l'ho ancora letto, però bisogna mettere in risalto chi sono, cioè effettivamente chi sono queste famiglie, queste persone che spingono verso queste tecnologie in questo modo. E secondo me c'è una persona che storicamente è andata a cercare appunto da dove arriva tutta questa tendenza, ecco. Per esempio, secondo me il signor Ratto, Pietro Ratto, fa risalire le genealogie di queste persone, si vanno a scoprire che poi sono famiglie nobiliari antiche oppure grandi banchieri. Sì, ma allora nel libro faccio comunque nomi, cognomi, ovviamente non li ho fatti adesso per una questione di tempo perché non si stava scendendo nei dettagli. Nel libro faccio proprio nomi e cognomi, parlo di diversi personaggi, così come il discorso che fa Pietro Ratto, che conosco personalmente, lo facevo molti anni fa già in Governo Globale, il libro che ho scritto con Gianluca Marletta, parlavamo delle varie dinastie, dalle dinastie Rockefeller, Rothschild, Warburg, Schiff, fino a Soros, via discorrendo, perché comunque sono argomenti che nel campo della controinformazione si conoscono davvero da anni, da decenni, ed effettivamente quando io vi dicevo all'inizio che questo tipo di argomento, cioè quindi il transumano, le ricerche nel campo del postumano, è un argomento che ho iniziato ad analizzare più di 12-15 anni fa, perché raccogliendo materiale appunto sul mondialismo e quindi anche toccando famiglie come Rockefeller, Rothschild e tutto il resto, che poi sono sempre legati ai vari Bill Gates e altri personaggi, si trova questo connubio tra un certo tipo di elite, di tecnocrazia, di banchieri, con poi questo tipo di ricerche. Ovviamente poi nel libro scendo nei dettagli e spiego anche quali sono queste ricerche, quali sono le start-up che le portano avanti e quali sono poi
personaggi chiave di questo tipo di ricerca. Allora, 2 telefonate ancora. L'argomento interessa a molte persone. 02 66 20 35 29. Poi volevo dire un paio di cose in riferimento a tutto questo ragionamento che abbiamo fatto stamani, che mi vengono così un po' spontanee, magari sono stupidaggini, perché non fondate sull'analisi di quello che sta avvenendo, che è l'oggetto poi del tuo libro, Enrica, no? Perché tu fai una ricognizione puntuale per capitoli di tutte quelle che sono le linee di confine sulle quali ci troviamo, tutto sommato, no? Ci sono altre 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Cainarca, innanzitutto molte grazie alla dottoressa e a lei per di aver portato certi argomenti di cui non si sente mai praticamente parlare se non andandoli a cercare. Premesso tutto questo, volevo dire alla dottoressa che in Cina non solo questo tipo di atteggiamento algoritmico viene applicato a delle persone grandi, ma addirittura si stanno facendo degli esperimenti in certe scuole, in alcune sempre naturalmente consenzienti in questo caso naturalmente, in varie zone della Cina, dove questi bimbi vengono praticamente monitorati con questi algoritmi che per il momento dicono bene, bravo, premio, come dire, comunque sempre monitorati in tutti i loro comportamenti scolastici. E questo discorso di credito, demerito, lo abbiamo anche noi, si è andato ad analizzare, perché in realtà a scuola ci sono i crediti scolastici, cominciano a farci entrare in questo tipo di ragionamento, adesso ancora molto rudimentale, per poi poterci inserire tutto il resto. Sono passi, piccoli passi, e vedremo dove ci porteranno. Sicuramente il massimo del transumanesimo è proprio quello che ha detto la dottoressa prima, di inserire il cervello, cioè tutte le creare una mente che si possa trasportare in un CD, voglio dire, e metterlo in un altro corpo per potersi creare l'immortalità. Ringrazio di tutto e devo dire che pur non essendo laureata, il signore, forse Luca, non so come... Luca. Io lo comprendo benissimo. Grazie. Bene, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Alba di Varese, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, in America sarà già 20 anni che usano i telepatici, usano gente che trasportano il pensiero, la spiritualità, perché anche nella spiritualità siamo composti anche di spiritualità. Forse sarà combattiva contro la tecnologia tutte queste forze, perché bisogna mettere in fatto che come io che nascerò ancora, mi preoccupo un po' di sta faccenda, però se i miei poteri di oggi sono già abbastanza forti, se li avrò ancora di più distruggerò tutto. Bisogna mettere in conto anche i combattenti contro la tecnologia. Cioè la spiritualità, questa è già una forma per se stessa combattiva contro certe ideologie. Buongiorno. Bene, Enrica. Sì, vabbè, sul discorso degli esperimenti negli Stati Uniti, ma anche in Russia, telecinese e tutto il resto, erano già esperimenti a partire dagli anni 50 legati anche al progetto MK Ultra, sono assolutamente noti. Riguardo a quello che diceva anche di nuovo la signora prima, sì, nel senso che sono assolutamente d'accordo, il fatto è che comunque, come diceva anche lei, non si parla di queste tematiche e quindi se non te le vai a cercare o ci sbatti la testa praticamente contro, è difficile riuscire ad approfondirle. Il fatto che una delle delle tematiche leader nel campo del transumanesimo sia il cosiddetto mind uploading, il trasferimento di mente, lo conosciamo, la massa lo può conoscere grazie ad alcune produzioni hollywoodiane o di Netflix, pensiamo al film Transcendence con Johnny Depp, a Lucy di Luc Besson, fino al Altered Carbon di Netflix. E proprio come diceva la signora,
si intende per trasferimento di mente quel processo che mira a scaricare i pensieri, i ricordi dal cervello umano, dalla mente umana, trasferirli su un supporto non biologico, cioè su un supercomputer, per riconvertirli come se fosse una chiavetta USB su cloni, altri computer, automi, via discorrendo. Ma perché questo, che di nuovo sembra una tematica fantascientifica? Perché il transumanesimo è qua che si collega benissimo al mondialismo. Il transumanesimo affonda le proprie radici nel darwinismo sociale, che ha fatto della scienza, della tecnologia, della tecnica in generale, diciamo, il punto cardine della creazione di un governo globale, e che ha una visione scientista, atea e materialistica, e vede quindi l'essere umano in realtà come un dispositivo, come se fosse appunto un computer, un hardware da aggiornare, e quindi pensa di poter abbattere tutto ciò che è natura, e quindi abbattere tutti i limiti, i confini, per poterlo potenziare e far evolvere in modo consapevole. E quindi, non avendo una visione spirituale, la mente umana, la coscienza, anzi identificata con la mente con il cervello, e quindi l'immortalità viene intesa come semplicemente la sopravvivenza dei ricordi e dei pensieri, e quindi trasferire questi ricordi, questi pensieri su supporti anche non biologici, come può essere un computer, viene intesa come immortalità. Vi è un totale cambio di paradigma, vi è davvero una rivoluzione non culturale ma antropologica, che viene poi offerta alle masse come, ovviamente per gradi, perché se no sarebbe traumatizzante, e dall'altra, esattamente come c'è stata la rivoluzione gender, come un baluardo di libertà, perché il progresso, per essere fatto accettare nell'opinione pubblica, hai detto una parola come libertà. Esatto, hai detto una parola che mi fluttuava in mente dall'inizio della nostra conversazione. Intanto però ci sono 2 telefonate, poi però io vorrei fare 3 osservazioni su 3 punti. Li sottopongo sia a te che a Luca qua in studio. 2 telefonate le passiamo subito. Chiedo la massima sintesi, così, perché mi sono reso conto che siamo già quasi alle 11:46. Pronto? Tocca a me? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Torino. Ma queste cose sono di una mostruosità incredibile. Io però mi ero già molto spaventata vedendo un programma sulla Svezia, un servizio sulla Svezia, dove in un'azienda i dipendenti si erano detti favorevoli a inserire un microchip sottocutaneo, non so, nelle mani, non ricordo dove, per poter aprire tutte le porte, i computer, eccetera. E io mi dicevo, ma questa gente non si rende conto che così è controllabilissima, è una cosa da pazzi. Ecco, è quello che lei sta dicendo adesso di tutta la faccenda, mondialismo, il gender, roba da chiodi, il gender, cioè il fatto di dire a bambini di 3 anni tu non sei un maschietto, non sei una femminuccia, lo deciderai più tardi. Ma questo è un impazzimento generale. Solo che non sono conosciute queste cose a livello di persone comuni, perché non ne trattano i mezzi pubblici di diffusione di massa, non ne trattano, quindi la gente non è consapevole del pericolo. Bene, allora un'altra telefonata, poi aggiungo le mie considerazioni, o meglio, i miei punti di domanda. Pronto? Buongiorno, siamo da Roma. E il problema mi è chiaro, adesso grazie alla vostra trasmissione è ancora più chiaro. Ciò che non mi è chiaro, qual è la soluzione? Cosa si fa? Si blocca la tecnologia? Si fa una moratoria sul progresso? In che modo se ne esce fuori? O si fa come con la bomba nucleare, che si è fatto un armamento fra gli stati, ma è dovuta scoppiare prima la bomba per farlo. Ti ascolto, grazie, buona giornata. Bene, grazie a lei. Allora aggiungo, Enrica e anche Luca qui in studio, alcune considerazioni su alcuni punti, perché dicevi prima Enrica, che è una questione anche di mentalità, no? Di far passare un certo tipo di mentalità, magari la vedi sotto il profilo della libertà. Allora io mi chiedo che la mentalità comune è formata anche da
credenze religiose, per esempio. Quindi le grandi religioni rimaste, secondo te in che direzione vanno in questo momento storico? Cioè, che tipo di percorso culturale stanno facendo rispetto a questi temi? Primo. Guarda, Secondo punto, li butto là tutti, poi vi lascio la parola. Secondo punto, il concetto di libertà, no? È chiaro che in un'ottica del genere il concetto di libertà diventa qualcosa di un po' diverso rispetto a quello al quale siamo abituati a pensare, no? E il terzo è il concetto di mente. La nostra mente come è il luogo nel quale noi abbiamo l'illusione forse di avere tutto il nostro background, il nostro percorso, il nostro futuro, il nostro presente e il nostro passato. Ecco, se la mente si confonde con qualcosa di esterno che diciamo va a integrarla, a condizionarla, eccetera, che cosa diventa la nostra mente? Che confine c'è tra la mente, l'oggetto esterno, l'input, la memoria virtuale e via dicendo? Cioè, è ipotizzabile un futuro nel quale la mente non sia più ciò che abbiamo dentro di noi, ma sia anche ciò che c'è fuori di noi fuso con quello che siamo noi? Mi sono espresso malamente, ma credo che voi abbiate capito. Allora, Enrica. Sì, allora, per quanto riguarda la mente, sì, assolutamente, proprio perché è intesa come un dispositivo da aggiornare. E quindi automaticamente già ci sono diverse start-up, ne parlo nel libro, addirittura una che era stata fondata nel 2016 da Elon Musk. Musk ormai il patron di Tesla, SpaceX eccetera, lo conosciamo tutti, e in realtà c'è anche la kernel di Brian Johnson, e poi c'è il progetto Avatar di Dmitry Itzkov in Russia, che intendono fare che cosa? Proprio impiantare dei chip dermali nel cervello umano per poter ibridarlo con l'intelligenza artificiale, perché l'idea è che se l'intelligenza artificiale può diventare in qualche modo una minaccia per l'umanità, l'unico modo è poter potenziare il cervello umano e fonderlo con l'intelligenza artificiale. Quindi sì, si vuole appunto ibridare, potenziare anche la mente e farla diventare quindi qualcosa che non sarebbe più la mente, ma soprattutto non prevede l'esistenza di una coscienza e men che meno di un'anima. Il discorso legato alla libertà, quello anche che diceva la signora prima nella telefonata, faceva proprio riferimento al caso della ditta svedese, la Epicenter, di cui parlavo prima. Secondo me si è evoluto e si sta puntando proprio su una rivoluzione antropologica che illude le persone di poter essere libere, quindi di poter raggiungere dei traguardi di libertà e di lottare per la libertà, mentre invece non si rendono conto che stanno facendo esattamente l'opposto, cioè stanno andando verso una specie di gabbia ipermeccanizzata e ipertecnologica. Ma è anche un problema proprio del postumanesimo, perché il postumanesimo, ancora più del transumanesimo, vede l'abbattimento di tutti quelli che sono i limiti e quindi l'identità, e all'interno di ciò ovviamente passano anche le religioni. Il Dalai Lama, per esempio, ha dato la benedizione ai progetti legati al mind uploading. Il cattolicesimo oggi, io penso che, cioè senza offesa, ma da quando c'è Bergoglio si sta andando verso più che altro uno svuotamento del cattolicesimo, della dottrina da un punto di vista teologico, per tenere in vita quasi il suo involucro e farlo diventare una specie di culto universale che possa andare un po' bene per tutti, dove infatti poi l'accento principale viene posto su tematiche tra virgolette secondarie, no? Ad esempio il fatto che il pontefice parli sempre dei migranti e non di altre questioni, secondo me è già abbastanza lampante. Rimane come grande avversario di tutto questo processo di Islam, questo sì, sicuramente, infatti secondo me anche tematiche legate al gender si andranno a scontrare con l'Islam, che ovviamente ha una visione
ovviamente radicalmente opposta, e quindi questo tipo di, ovviamente, di secolarizzazione, di istruzione Qualcuno direbbe illiberale, giusto appunto, no? E qui torniamo al tema della libertà. Assolutamente. Parola ambigua, sfuggente, vero Luca? Libertà, mente. Sì, cosa significa a questo punto? Io poi ho sicuramente la formazione più classica del classico, che non si può poi diciamo che mi sono ultra avvicinato alle scienze cognitive, quindi l'ho un po' come se l'avessi un po' violata, no? Per certe cose. E rispetto a quello che dicevate voi, io sono d'accordo su tutto, perché non credo che sia incompatibile la visione neuroscientifica del cervello con la visione classica. In questo senso, e qui vorrei provare a dire qualcosa a Enrica senza che sia mal interpretato, specialmente da chi ci ascolta. Cioè, Giulio ci chiedeva che effetto ha sostanzialmente, che effetto di resistenza possa avere la religione, per esempio, no? Rispetto a questi temi. La religione perché ha un'antropologia, cioè una visione dell'uomo codificata. Non mi puoi dire che può digerire di tutto, no? O forse quello che diceva Enrica, è forse proprio l'esatto contrario. Dice, in questo momento la religione cattolica sta cercando di far digerire tutto. No, però posso, cioè, faccio fatica a dire quello che vorrei dire, però la butto lì. Siamo sicuri, parliamo di religione la nostra, cioè cattolica, originaria, diciamo, non mondialista, a parte il fatto che io credo che la religione nostra, cioè cattolica, sia una religione di conquista. Prima di Leone XIII, diciamo così. È una religione di conquista, a differenza dell'ebraismo, e vabbè. Ma siamo sicuri che la dottrina, cioè che la religione non sia la prima forma di intelligenza artificiale? Cioè, prima che mi spariate e togliate tutti i sistemi di collegamento tra me e il mondo, non solo radiofonici. Cioè, non è un insieme di regole principalmente incardinate sulla morale, ma alla fine sulla politica, alla fine sul vivere, che volevano essere all'inizio della storia del mondo occidentale un codice di comportamento a cui riferirsi a prescindere dall'essere umano fallace, no? L'uomo è fallace, l'uomo sbaglia, l'uomo è l'essere umano dei due cavalli di Platone che lo portano da una parte e dall'altra. L'auriga che cos'è? L'auriga è il logos per i greci, dimmi se sbaglio Enrica, sono le 12 tavole, sono i 10 comandamenti, sono la dottrina religiosa. Dove le mettiamo oggi queste 12 tavole? E che devono alla fine portare il nostro cervello, cioè le nostre connessioni neurali, le nostre euristiche, il nostro modo di pensare, su delle regole che l'essere umano ritiene buone per vivere su questa terra. Io mi chiedo oggi dove le mettiamo, no? Cioè, qual è la tecnica? La tecnica non è più quella di Mosè, o meglio, di raccontare la storia di Mosè. Non è più quella del positivismo di fine Ottocento. E se oggi la tecnica fosse quella dell'algoritmo? Cosa dici, Enrica?
Ma allora, io tendo a distinguere tra religione e spiritualità. In ogni caso, ogni religione vive anche di trascendenza, e quello che manca totalmente alla visione transumanista è appunto una trascendenza, perché avendo un'idea comunque scientifica e materialistica pensiamo al discorso delle ricerche nel campo dell'immortalità, che immortalità non sarebbe, ma continuazione dei processi mentali da una mente umana a un computer, a un clone, a un cyborg e via discorrendo. Vi è una incompatibilità proprio totale di visione tra i due processi, tra transumanesimo e religione / spiritualità. Distinguerei anche tra quello che è dogmatismo all'interno della religione, che vabbè, poi quello dipende dalla sensibilità di ognuno di noi. Fatto riferimento a Mosè, alle tavole e via discorrendo. Secondo me il discorso del transumanesimo, più che da un punto di vista religioso, dovrebbe essere, diciamo, discusso da un punto di vista etico e anche bioetico. Però tu hai citato il positivismo. Proprio Comte, il filosofo francese positivista, aveva, diciamo, proposto la creazione di una religione dell'umanità, esatto, che avrebbe dovuto soppiantare la religione, insomma, cattolica, cristiana in generale. E secondo me noi stiamo andando, e su questo insomma sta puntando secondo la mia sensibilità, anche Bergoglio, verso una religione dell'umanità in cui non vi è più Dio ma vi è l'uomo. Al posto dei santi vengono inseriti vari personaggi laici della storia umana, a cui tributare in qualche modo un ricordo. In Comte c'era, se non sbaglio, lo spazio. Noi abbiamo una natura che però è sempre più virtuale, astratta in realtà. E secondo me si sta andando proprio verso questo processo, cioè l'abbattimento di tutte le spiritualità, i culti e le religioni tradizionali, esattamente come si sta abbattendo tutto quello che è tradizionale e che crea un ostacolo, una resistenza al mondialismo, per creare una religione dell'umanità che veda nel progresso, nella scienza, nella medicina e via discorrendo delle specie di totem da adorare, perché all'uomo non puoi sradicare il senso del divino, il senso dello spirituale. Allora, come diceva Aldous Huxley, devi comunque continuare a offrire pani e circensi, miracoli e misteri, e quindi però gli puoi offrire un qualcosa che sia secolarizzato e laico, come una religione dell'umanità. Alla fine non stavate dicendo cose molto diverse, secondo me, no, da osservatore terzo. Allora, dobbiamo... Assolutamente, io aggiungevo soltanto la parte della trascendenza, che secondo me è quello che proprio rende inconciliabili la visione religiosa classica. Forse è che finora abbiamo avuto a che fare con aggiornamenti, anzi con cambiamenti di software. Adesso stiamo mixando software e hardware, questa è un po', esatto, un po' la frontiera. No? Dobbiamo salutarci per questioni di tempo, però a me mi rimane il titolo del capitolo 11 di questo libro di Enrica Perucchietti, che è stata con noi, Cyberuomo, dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina, edito da Arianna Editrice, ne abbiamo parlato stamattina. Il capitolo 11 parla di moderni vampiri della Silicon Valley a caccia di sangue. Questa roba qua messa così è terrificante solo a leggerla. In 20 secondi ci vuoi dire di che cosa si tratta, Enrica? Perché letta così fa paura. Sì, si parla della parabiosi, cioè della nuova moda della Silicon Valley. In realtà ha preso piede in tutto il mondo. Ci sono imprenditori o comunque persone ricche over 35 che vanno in alcune start-up come la startup Ambrosia, pagano dagli $8.000 ai $10.000 per farsi fare trasfusioni di sangue, trasfusioni di plasma da persone più giovani, perché pensano che la trasfusione di sangue possa rigenerare le loro cellule, quindi renderli più giovani. Lo dicevano anche gli Andreotti. Ah, non sai che non lo sapevo? Non lo sapevo. Lo dicevano anche gli Andreotti. Con scarsi successi, direi, con scarso successo, però. E secondo me l'ho voluto inserire perché rappresenta benissimo
il tipo di appunto di vampirismo dell'elite rispetto al popolo, i super ricchi che non fanno di certo il bene dell'umanità e del popolo, ma che ci vedono come masse, oltre che da marchiare anche a cui succhiare il sangue. E qui neanche per metafora, ma proprio fisicamente, diciamo. Allora, esatto. Allora io ringrazio Enrica Perucchietti. Ricordo il titolo del libro velocemente: Cyberuomo, dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina, edito da Arianna Editrice. Grazie Enrica, grazie a Luca, da Aurea, qui in studio. Antonio, te ne vai sconvolto, diciamo, da questa mattinata con la fissa del tecnosesso, del cybersesso, eccetera, che ti è rimasta lì. Ho visto che ti è rimasta questa curiosità che sperimenterai peraltro per conto tuo. Intanto lo sperimenterò. No, intanto hanno perquisito Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Si vede che ha dato fastidio a qualcuno, insomma, le solite lotte tra correnti, la nomina a procuratore capo di Roma, i giornali che prendono posizione perché devono infangare uno che è il candidato di quel giro di potere lì, che invece però è contrastato da quell'altro. E ci lamentiamo del cyberuomo. Io mi metterei un bel cyber procuratore capo, che è più giusto di questi qua, di sicuro. Di sicuro è più giusto di questi qua. Giudizio sbrigativo, sommario, populista, infame e di bassissimo livello, che chiude una trasmissione di altissimo livello, grazie non a me ma agli ospiti, Luca e Enrica Perucchietti. Wow, che bella casa!